passo d'orrao, che comunque non va a sedere perché è sempre composto dai 3 passi, e questo qua, 1, 2, 3, e poi ritornavano indietro, quindi il ballo inizia così, 1, questo è l'inizio del ballo, poi a un certo punto ci sono delle note dove fa ta-ta-tan-lan, ta-ta-tan-lan, che sono passaggetti nella sua Sicilia innanzi, dove andavano questo passetto corto, che uno va a sedere, però lo facevano in avanti, come anche i balli barbaricini, su Vassorrao c'hanno, per esempio, su Vassorrao c'ha poi i passi in avanti, su Ballitu, oltre al ballo tondo, c'ha i suoi passi in avanti, su Dillu, oltre al ballo tondo, c'ha i passetti in avanti, anche noi avevamo il nostro passetto in avanti, quindi passo d'orrao, poi a un certo punto il Sova Sicilia in antis, poi ci sono Sova Seduzu che ritorna in 2 fa così, 1, 2, poi c'è Sova Sepuntao, quello più caratteristico, che è tutto su questa, la musica a note continue, facevano questo così, Sova Sepuntao, che potevi anche fiorire in base a quello che ti suonava il suonatore. Uno va saputo anche un po' elaborato, uno va saputo anche ritornato un po' così e poi lo riprendi. E poi le chiusure finali del suo Rao, del ballo nostro, e chiudevano. I Sfurias sono le varie ciampite, queste così. Comunque, per quanto riguarda Sfurias, ogni ballerino aveva la sua caratteristica, c'era quello più bravo, meno bravo, anche ballando 2 maschi assieme, non è detto che facessero in Sfurias tutti lo stesso passo uguale, perché ognuno lo interpretava un po' a modo suo. L'importante è rientrare a ritmo e a passo. Poi durante comunque l'esecuzione del ballo, anche facendo su Vasso d'Orrao, questo così, se io lo faccio un po' elaborato è perché magari il suonatore in quel momento ti sta facendo su Vasso d'Orrao un pochettino fiorito e lì dipende dal ballerino riuscire a fiorire su Vasso, a dargli una personalità, va bene? Poi un'ultima cosa, la presa della mano è importante. In tutta l'area campidanese nostra, la presa della mano è questa qua, così. Perché? Perché nel nostro ballo, durante il ballo tondo, soprattutto gli uomini, alle donne non era permesso comunque, si potevano spostare in avanti. Infatti c'era una fotografia nello schema dove l'uomo si poteva spostare in avanti e elaborare il suo passetto, quindi aveva la possibilità di allargarsi, però tenere sempre la donna per mano, e la donna lo seguiva con i passetti appena appena, e poi si rientrava a passo. Naturalmente, invece cambia un po', per esempio nella zona di Villa Puzzo, San Vito, hanno una presa un po' più incrociata e hanno delle caratteristiche diverse dal nostro passo, anche se è sempre ballo capitanese. Quindi ogni zona alla fine aveva le sue denominazioni anche di passi. A Villa Puzzo c'è un passo che lo chiamano Sugurre, che è un ballo capitanese sempre fatto così. Dalle nostre parti non l'ho sentito, non lo so, capito? Va bene, sembra che ho detto. Poi un'ultima cosa ancora. Allora, una coppia sposata poteva permettersi la presa della mano piena. Una coppia fidanzata, più o meno sì. Le coppie che non erano niente, perché venivano invitate al ballo, non prendevano, perché era già un azzardo, si prendevano leggermente alle dita, così, perché non era permesso prendersi mano. Tant'è vero che è successo un fatto al Quartuccio di uno che aveva stretto la mano a questa zia Cicita, e avevano detto Guzzo hanno idea con Cicita, e alla fine si sono sposati. Praticamente gli aveva fatto capire che ci teneva, però intanto c'era stato questo rimprovero, però molti avevano detto la Russo tiene idea con Cicita, e infatti si sono sposati. Un'altra cosa, ultima cosa divertente, su Bagliogai si faceva, ne abbiamo già parlato, su Bagliogai si faceva in tondo, ed era un ballo di divertimento, un ballo che si faceva soprattutto nelle feste di campagna e per i carnevali su Bagliogai.
dove a un certo punto usciva l'uomo e ballando dentro il cerchio si avvicinava al cavaliere della donna e gli faceva o gli dava un colpettino oppure gli diceva con permesso, oppure batteva le mani, usciva il cavaliere ed entravo io. Praticamente sta mandando via il ballerino e così poi l'altro fa con gli altri. Quando il suonatore finisce il ballo, chi restava da solo, senza la dama, facevano fare delle penitenze, facevano invitare magari a bere dagli amici, oppure a Sant'Isidoro a Quartuccio mi raccontavano, nella piazza c'era questo albero grande di ulivo, li facevano salire sulla pianta e facevano fare il canto del suo cucù, 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 magari per 10 minuti di seguito, oppure gli facevano cantare delle canzoni un po', eccetera, eccetera. Nel Novecento, a una gara di ballo campadanese a Quartuccio in piazza Chiesa, si doveva fare questo ballo a premio e c'era questa signora, zia Bravara, molto conosciuta, che era una delle più brave ballerine, quindi si era già prenotata il ballerino con cui ballava spesso. Arriva l'ora dei balli, zia Bravara, facciamo conto che zia Bravara si presenta, la gente già tutta predisposta e Zio Boico, si chiamava Zio Boico, questo signore non arriva e zia Bravara li aspettava, ma questo non arriva ed è rimasta, praticamente non ha potuto partecipare ai balli a premio perché non è arrivato Zio Boico. Furba, ha detto, ho poi ne lascio anche da Gatai, e sta andando a un magazzino di bene che c'è tutti Spramas e l'ha trovato, l'ha seduto, perfetto, quindi praticamente si è dimenticato di questa storia. C'è andata da Nara o Boico, a Nau, adesso ha messo su un picco, a Nau, gusto e saprò messa, con dei canti in messa, a Castelsi Rivosto, cavolata, non ha più ballato con questo ballerino. Dessa mesa su un picco, dessa mesa del subino che si è buffente, dessa mesa ti roti tassi in picco. Accudi a cantare in messa, a Castelsi Rivosto. A Castelsi Rivosto era un vastimo un plus, perché accudi a cantare in messa già si sa che è perché sei morto. A Castelsi Rivosto, ancora peggio, che magari sei morto, ti hanno trovato morto in qualche fosso, o ti hanno investito, sei morto in un posto che non è neanche casa tua, proprio buttato da qualche parte, proprio. Ok, adesso iniziamo il ballo.